Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, gruppo Telegram in descrizione con notizie H24 per quanto riguarda il Napoli e soprattutto del calciomercato. Waiu, scusatemi l'orario insolito, ma oggi come avete visto ero di festa, quindi me la sono presa in totale relax, waiu, quindi proprio con scioltezza. Avete visto che anche il video di Salernitana Sampdoria è uscito in netto anticipo rispetto all'orario consueto. Volevo fare uscire anche il video del post partita della Juventus, volevo parlare di Yildiz, volevo parlare di tante cose oggi, però io sinceramente me la sono presa proprio a comodo, quindi perdonatemi se questo video esce a quest'ora, però io un giorno a settimana di festa, fatemelo godere. Allora, parliamo di calciomercato, che poi se siete iscritti al gruppo Telegram già le avete avute queste notizie, anzi questa è una notizia che è uscita all'una di oggi pomeriggio, quindi non è nemmeno tanto fresco, però facendo il video a quest'ora alle 7, alle 7:40 vi posso dare anche più aggiornamenti di calciomercato. Detto questo, io nei giorni scorsi vi ho parlato che ci poteva essere un presunto incontro fra gli agenti di Darwin Núñez e il Napoli, e tutti quanti dicono no, non è vero, di qua e di là. Bene, Fabrizio Romano oggi tramite YouTube ci dice degli aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Darwin Núñez e il Napoli. Perché vi dico questo? Perché oggi ci sono stati i contatti fra Darwin Núñez e il Napoli. E cosa è successo tramite questo incontro che c'è stato fra gli agenti o lo stesso giocatore? Ora non ho capito bene. Ci sono stati degli sviluppi. Perché ci sono stati degli sviluppi? Perché lo stesso Darwin Núñez apre al progetto Napoli. Questa è una cosa molto importante per quanto riguarda la trattativa, chiamiamola così, che ci potrebbe essere con il Liverpool. Sappiamo che il Liverpool lo valuta a 50 milioni, se non sbaglio, il giocatore. Bene, Darwin Núñez ora potrebbe fare pressione al Liverpool per essere ceduto anche un pochino a meno, intorno ai 40, perché la volontà del giocatore c'è e quindi ha aperto ufficialmente al Napoli, e questa è una cosa molto importante, perché serve anche la volontà del giocatore, perché se il giocatore non ha volontà di venire a Napoli è inutile provare a fare una trattativa, no? Per lo stesso giocatore. Bene, lui apre e quindi il Napoli ora potrebbe scoccare questa freccia a favore, no? Dicendo guarda, il giocatore vuole venire a Napoli, trattiamo, sediamoci, ma non trattiamo a quelle cifre che vuoi te, trattiamo anche un pochino a meno, e quindi il Napoli in questo momento ha il coltello dalla parte del manico, che non è scontato, che non è veramente scontato. Poi oggi arriva ufficialmente la notizia che Meret ha rinnovato con il Napoli fino al 2027, stipendio da 2,5 milioni annui, e meno male, meno male, perché Meret se lo merita il rinnovo contrattuale, ci ha fatto vincere 2 scudetti, è stato l'eroe anche di questa stagione Meret, facendo diversi miracoli. Non me ne vogliate, ma io reputo Meret un signor portiere, chi dice Meret è scarsi, portieri scarsi non li avete mai visti, datemi retta, vi meritate Gianello. Vi meritate. Comunque tutto sport quest'oggi ci dice che il Napoli ha comunicato al Torino la volontà di non spendere i 19,5 milioni previsti per la clausola rescissoria di Milinkovic e Savic in un'unica soluzione, ma il Torino ha ribadito il proprio no. La clausola va pagata interamente in un'unica tranche. Il Napoli lo voleva dividere questo costo, ma invece no. Torino, gli voglio i 19 milioni, subito, e voglio subito, non ci rompo cazzo. Cairo sta facendo un po' il bastardino in questo caso. E poi Marco Giordano ci dice che oggi c'è stato l'incontro fra il Napoli e il Bologna. Si è svolto al pranzo, il Napoli si presenta forte, no? Del desiderio, degli accordi che c'ha già con i giocatori per riscaturire questa trattativa. Bene, la valutazione di Buikema è fra i 30 e 25 milioni, mentre quella di Ndoye è vicina ai 40. Il Napoli si prova a trattare mettendo Zanoli come contropartita, però poi Marco Giordano quest'oggi ci dice è terminato l'incontro fra il Napoli e il Bologna, la distanza tra le parti esiste sia sulla valutazione di Ndoye e sia su quella di Buikema.
Si lavorerà per ridurre queste distanze, è già previsto un nuovo incontro nei prossimi giorni. Il Napoli non vuole mollare i 2 obiettivi considerati importanti per migliorare la rosa. E poi finalmente Napoli e il Villarreal hanno raggiunto l'accordo verbale per Rafa Marin alle cifre riportate nelle ultime ore, ovvero quelle che erano di 12 milioni di euro del cartellino. Vedere se il Napoli ci metterà questi famosi il 10% sulla futura rivendita, e ora i club devono solo formalizzare il tutto. Poi incontro interlocutorio, ci dice anche Gianluca Di Marzio, c'è distanza fra il Napoli e il Bologna sia per Buche ma sia per Ndoye. E poi attenzione perché anche il Monaco è su Milinkovic e Savic. Qui il Corriere dello Sport quest'oggi però ci smorza un pochino le gambe. Perché dice Napoli ci smorza le gambe? Bene, perché il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ci dice: il Napoli ha raffreddato il suo interesse per Federico Chiesa nelle ultime ore. Però se poi andiamo a vedere Sky Sport 24, il Napoli vuole fare 2 esterni, il nome più caldo resta quello di Ndoye, come detto valutazione di 40 milioni, ma potrebbe arrivare sia Jadon Sancho che Federico Chiesa. E quindi attenzione, attenzione, perché queste notizie di calciomercato sono molto molto rassicuranti. E poi Cagliari va avanti per Ambrosini, il calciatore ha dato il suo ok per il trasferimento. Io spero che possa giocare titolare Ambrosino al Cagliari, perché Waiu l'abbiamo vista anche con la nazionale, ha fatto un gol meraviglioso su punizione, dando quella speranza, no, alla nazionale minore di poter andare ai calci di rigore. Poi Waiu, l'arbitraggio scandaloso, cioè l'arbitraggio come quello di ieri sera non si poteva dai tempi della Corea. Diciamocelo seriamente, con la Corea del Sud e del Nord, che cazzo era? Cose allucinanti, cose veramente allucinanti. E Napoli sta pianificando di fare un contratto a vita, ovvero fino al 2028 per Matteo Politano, e di sicuro Politano accetterà questo rinnovo. E poi oggi sono arrivate le notizie che Mertens ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Ragazzi, Mertens ci saluta. Io spero che si possa mettere in dirigenza Dries Mertens anche per parlare, no, con i giocatori, per convincerli a venire a vestire la maglietta del Napoli. Ecco, io spero che Mertens un futuro in dirigenza ce lo possa avere, ma De Laurentiis secondo me è molto furbo e saprà il fatto suo, Aurelio De Laurentiis. E poi vorrei chiudere con queste ultime 2 notizie: che il Napoli prepara una proposta di rinnovo ad Anghissà, pronto un biennale da 3 milioni netti a stagione più bonus con opzione. Questa è l'offerta che vuole fare il Napoli, mentre si dice che il Besiktas gli ha offerto un triennio da 6 netti all'anno. È clamoroso. E poi volevo parlare anche di questa presunta intervista, no, che ha rilasciato Giovanni Manna a Yaziz Sabungoglu. La nostra offerta per Sancho è chiara, non pagheremo l'ingaggio del calciatore. E poi arriva la smentita dell'SSC Napoli. Questa cosa molto buona, perché significa che il Napoli li guarda queste stronzate di calciomercato, perché lui lo dice, no, non è Conte, Manna e De Laurentiis, ma è il Napoli che deve fare il mercato. Dice il Napoli smentisce totalmente il direttore sportivo Giovanni Manna, non ha mai rilasciato queste dichiarazioni, quindi sono ritenute totalmente inventate. E queste erano le notizie di giornata. Anzi, ci metto anche questa di Alfredo Pedullà: nuovi e recentissimi contatti tra il Napoli e l'entourage di Noah Lang del PSV, probabilmente ce ne saranno altri nei prossimi giorni. Il Napoli vuole prendere almeno 2 esterni offensivi, priorità Ndoye. In una lista ristretta c'è anche Chiesa, che piace a un altro club di Serie A. Però quest'altro club di Serie A, si dice sempre c'è un altro club di Serie A, ma qual è quest'altro club? Fateci sapere, perché a me mi sembra che tutte queste notizie intorno al Napoli che non abbiano tanta concorrenza, perché vanno bene tutto quanto a Napoli, vuoi che Conte, vuoi che c'è un progetto serio sotto. Ci sono molti giocatori che stanno rifiutando squadre big della Serie A, ovvero la Juve, il Milan. Ci sono molti giocatori che stanno rifiutando. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao,